Farmaci in taccuino. Sul taccuino è ora possibile caricare, oscurare o cancellare informazioni relative a farmaci o altri prodotti simili. La funzionalità si aggiunge a quelle già presenti sul taccuino. Caricamento, oscuramento ed eliminazione di documenti. Caricamento, oscuramento ed eliminazione di dati, misurazioni. Nota bene, la modifica è una funzionalità che sarà aggiunta in futuro. Come si accede al taccuino? Il taccuino è sempre raggiungibile sia dalla pagina iniziale del profilo di navigazione del portale Sanità Chilometro Zero Fascicolo tramite pulsante Accedi al mio suo taccuino, che dal menu di primo livello tramite pulsante Taccuino. La nuova sezione Farmaci del taccuino è raggiungibile tramite il tasto Farmaci presente nel menu laterale. All'interno della home page non vengono attualmente mostrati i più recenti farmaci, altri prodotti caricati. È possibile intraprendere la procedura di inserimento di un nuovo farmaco, altro prodotto, sia selezionando il pulsante Più carica del menu laterale, sia selezionando il tasto Aggiungi farmaco della sezione Farmaci. Nel caso in cui l'utente selezioni l'opzione Farmaco, è necessario, prima di tutto, inserire dettagli del farmaco utili a riconoscerlo univocamente e quindi selezionare il farmaco tra quelli mostrati in elenco. Nel caso in cui invece l'utente selezioni l'opzione Altro prodotto, è sufficiente inserire il nome del prodotto all'interno di un campo di testo libero. Tipologia di assunzione. La fase successiva richiede di specificare se si tratta di una singola assunzione, ovvero un'assunzione occasionale o una tantum, o una terapia, ovvero un'assunzione ripetuta nel tempo per una terapia continuativa. Dettagli assunzione. Indipendentemente dall'opzione selezionata nel passo 3, è necessario definire ulteriori informazioni relative alla tipologia di assunzione, ma le ulteriori informazioni richieste variano sulla base delle opzioni precedentemente selezionate. Come già esplicitato in precedenza, la nuova sezione Farmaci del taccuino è raggiungibile tramite il tasto Farmaci presente nel menu laterale. In questa sezione è possibile aggiungere un nuovo farmaco o altro prodotto, oltre che visualizzare, ordinare, filtrare e oscurare, deoscurare i farmaci e gli altri prodotti già caricati. Pagina di dettaglio del farmaco. Selezionando la card di un farmaco o altro prodotto o la voce Vedi dettaglio del tasto Più azioni della card, si arriva alla relativa pagina di dettaglio. I farmaci e gli altri prodotti caricati sul taccuino sono accessibili da parte degli operatori sanitari. Allo stato attuale non ci sono applicativi che permettano agli operatori sanitari di visualizzare i farmaci e gli altri prodotti che l'utente carica all'interno del portale taccuino, ma l'accesso a tali dati da parte degli operatori sanitari è previsto da decreto e pertanto in futuro sarà gestito. Si possono oscurare i farmaci e o gli altri prodotti caricati? Sì, il tasto Più azioni, presente su ogni card farmaco, apre un menu che offre la possibilità di oscurare e deoscurare farmaci e altri prodotti caricati. Che differenza c'è tra farmaco e altro prodotto? Per farmaco si intendono quei prodotti che quando introdotti nell'organismo hanno una funzione terapeutica, mentre per altro prodotto si intendono integratori, cosmetici e simili. Da dove vengono recuperati i farmaci mostrati in fase di inserimento di un nuovo farmaco? I farmaci sono importati automaticamente da Farmadati, ma non tutti i farmaci sono importati. Sono esclusi i farmaci ospedalieri, i parafarmaci, le materie prime e i farmaci esteri, con nome estero o che in Italia non vengono commercializzati. Un delegato può vedere i farmaci e altri prodotti caricati sul taccuino del delegante. Sì, un delegato può vedere farmaci e altri prodotti caricati sul taccuino del delegante, così come può vedere anche i documenti e i dati e le misurazioni caricate sul taccuino del delegante. Quando a breve saranno implementati i nuovi ambiti di operatività delle deleghe, previsti per fine settembre, allora dipenderà dalla tipologia di delega assegnata di volta in volta.